Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro spazio di approfondimento delle ore 13. Vi presento subito il nostro ospite di oggi, lo conoscete tutti, è un amico anche di Tele4, oltre che di tutti i triestini, Andrea Binetti, bentornato. Ciao, grazie per l'invito come sempre, ma insomma io mi sento a casa qui, grazie veramente. Grazie di essere qui. E qui naturalmente per parlare del Festival dell'Operetta. Beh sì, ormai ci siamo, manca pochissimo. Dai, sì. Sta per cominciare il tutto. Beh, no? Sono iniziate proprio da circa una settimana le prove del primo titolo che andremo a rappresentare a giorni, perché si parla del debutto il 20 e il 21 proprio di giugno alle 20:30 al Politeama Rossetti. Primo titolo, un'operetta italiana, un capolavoro, devo dire assoluto, perché la musica è bellissima. Vi sto parlando dell'Acqua Cheta, l'Acqua Cheta che poi manca dai palcoscenici, dalle tavole di questa nostra magnifica Trieste da quasi 40 anni, quindi insomma io spero che ci sia anche un'aspettativa bella su questo titolo. È operetta del compositore italiano Elbano, a dire il vero, perché appunto Giuseppe Pietri, considerato poi anche, diciamo, dai grandi musicologi come forse l'unico grande autore, musicista, compositore appunto di piccola lirica, considerato appunto anche dai grandi, annoverato e messo proprio come dire, nell'albo dei grandi compositori italiani. La musica certo. È bellissima, proprio è musica italiana. Uno ascolta le arie, i duetti, la musica e dice sì, è vero. Non è che sono nel mondo dell'operetta ovunque, no, sono in Italia. In Italia, perché escono le nostre atmosfere, le nostre emozioni, si parla di luoghi semplici, perché a differenza dell'operetta danubiana, no, dove si parla sempre di principi, principesse, conti, contesse, castelli, no, qui siamo nell'Aia, siamo nel cortile di una casa di campagna a Firenze. Quindi, e ci racconta che cosa? Le storie che abbiamo ogni giorno, che hai anche tu in casa con i mariti, con i figli, no? La preoccupazione per i figli, che studino bene, che si sistemino bene, che abbiano una vita bella, le preoccupazioni belle che tutti i genitori hanno, no? E quindi è molto centrato insomma su una famiglia italiana. Una famiglia molto italiana, molto italiana. Quindi il 20 e 21 giugno a Rossetti avete già cominciato appunto le prove, dicevi appunto manca da 40 anni questo titolo. 40 anni sono tanti. Sono scelte artistiche, sai, perché poi il mondo dell'operetta si è molto indirizzato anche per problemi così anche prettamente economici e anche di richiamo, ahimè, perché purtroppo si fa fatica ormai a pensare di fare soltanto teatro. Bisogna pensare di fare teatro, sì, ma per avere anche giustamente un riscontro in termini di vendita, no? Certo, e quindi diciamo che forse l'operetta asburgica, che poi è molto legata alla nostra storia, alla città, forse ha più presa ed è molto più facile, diciamo, da vendere. Però è anche vero che non si possono fare sempre i soliti titoli e le solite cose. E questa è una bella novità scelta proprio per il debutto di questa edizione 2024 appunto del Festival dell'Operetta, che andrà avanti appunto dal 20 giugno fino a tutta l'estate, no? Naturalmente. Sono orgoglioso e felice di dire che questa produzione proprio in toto è una produzione assolutamente nuova dell'Associazione Internazionale dell'Operetta FVG, che ormai da oltre 30 anni con grandi fatiche, grandi sforzi sia in termini economici ma anche proprio in termini di realizzazione, di produzione, appunto ha deciso di mettere in scena, di offrire al pubblico triestino e non solo, speriamo ovviamente, perché insomma la città ormai è invasa, lo sappiamo, dal turista, e quindi speriamo che il turista abbia un occhio di riguardo anche su queste prossime programmazioni. Un'estate pienissima, c'è di tutto e di più, speriamo che Giove Pluvio a un certo punto si sia stancato. Abbiamo già dato, no? Visto che la primavera non l'abbiamo vista. Speriamo, ecco, sì. L'Acqua Cheta quindi 20-21 giugno, ore 20:30, al Politeama Rossetti. Vorrei ricordare solo qualche interprete se possibile. Allora, è la storia di queste due sorelle che saranno Ilaria Zanetti, Marzia Postogna, quindi tutti i beniamini del pubblico. Poi avremo Michela Vitali praticamente nel ruolo della mamma, Gualtiero Giorgini in quello del padre di famiglia,
famiglia, io che farò Stinchi lo stagliere, e poi avremo ancora Francesco Cozzi nel ruolo dell'avvocato, e Alessio Colautti che farà l'innamorato di Ida, e lo faccio recitare in dialetto torinese. È uno spasso solo a vederlo. Uno spasso, solo a ci vederlo. immaginiamo, era ospite qui da noi anche lui oggi, quindi davvero insomma c'è molta attesa per questa sua performance sicuramente. L'orchestra, la FVG Orchestra, diretta infatti. Ovviamente dal nostro direttore stabile che è il maestro Romolo Gessi. Certo. Insomma, speriamo di vedervi numerosi. A dire il vero, il tutto va un po' a rilento adesso, perché è un momento un po' strano, bisogna dire, no? Siamo ancora sul finire della stagione lirica, sul finire della stagione scolastica, no? Sì, anzi speriamo che tutto vada bene, così non dobbiate investire magari i vostri risparmi per lezioni di e quant'altro. sì, invece perché so che sono un grosso impegno per le famiglie. È sempre un bel appuntamento, no? Di accrescimento anche culturale anche per giovani e ragazzi, perché no? Un po' per tutte le età. Ma dicevi prima anche per i turisti, perché sono sempre tanti, ed è proprio una particolarità di Trieste quella di offrire un cartellone così completo per quanto riguarda l'operetta. Poi diciamo che fa proprio parte come dico io, del nostro DNA, no? L'operetta, il festival dell'operetta è sinonimo di Trieste nel mondo da sempre, e credetemi, non sto esagerando, perché non c'è luogo dove si faccia cultura che non si sappia che Trieste è comunque la patria, la capitale un po' di questo genere, che è un genere un sempreverde, un genere senza tempo, perché torno a dire, semplicemente a volte bisogna togliere un po' quella polvere data dagli anni, cambiano i ritmi, ma lo spettacolo rimane sempre molto gradevole. Perché è molto gradevole? Perché l'operetta in fondo è una forma di teatro completo musicale che è più facile forse per un approccio di un pubblico giovane, giovanissimo, o di tutti coloro che in qualche modo sono neofiti, no? Insomma, è molto più facile forse approcciarsi a un'operetta piuttosto magari che vedersi un'opera di Wagner o quant'altro, per quanto straordinario compositore. Ecco. È vero, quindi può essere davvero il primo approccio, no? Insomma, li invitiamo quest'estate a vedere l'operetta, tutti sui cavalli, mi raccomando, perché c'è il famoso pezzo, no? Oh, com'è bello guidare i cavalli e trottare per strade, per calli. Ovviamente li porteremo in calesse per le campagne fiorentine. Bellissimo, ecco. Proprio questo volevo assolutamente da Andrea Binetti, che vale davvero più un verso cantato da testo, per invitare tutti a venire a vedere lo spettacolo e a sentire lo spettacolo. Abbiamo detto che è solo il primo, no? Questo. È il primo poi, di 4 appuntamenti, perché poi sempre l'associazione dell'operetta produce anche il 16 di luglio invece al Teatro Verdi una recita in forma di concerto scenico dei Sogno di un valzer di Oscar Strauss con una S, e quindi proprio che qui invece saremo proprio nella Vienna più classica, circondati e immersi nel vortice veramente della passione del valzer viennese. Benissimo. Una compagnia straordinaria, perché avremo il privilegio di avere Ariella Reggio che condurrà la serata, quindi un nome, una garanzia di simpatia e di grande professionalità, la nostra sempre giovanissima, devo dire, Ariella, perché veramente è un ciclone. Accanto a lei un altro ciclone che il tempo sembra non passi mai, Daniela Mazzucato, quindi grandissima esperta del genere. Nei ruoli maschili ancora io a partner di Daniela e Sergei Kanigin, il tenore, che sarà invece il partner del soprano, che è con noi Selma Pasternak, no? Che avete già visto negli anni scorsi in Principessa della Char, dell'anno scorso nelle Libellule, poi pronipote del famoso Boris Pasternak, del dottor Zhivago. Quindi insomma l'arte ce l'ha nel sangue, no? Davvero, ecco, infatti, è veramente un appuntamento imperdibile al Teatro anche Verdi. Questo, al Teatro Verdi. Quindi questo spettacolo invece L'Acqua Cheta andrà in scena al Rossetti, abbiamo detto, poi ci sarà il Verdi e poi c'è anche il Castello di San Giusto. 4 giorni dopo, aiuto, 4 giorni dopo a San Giusto, quindi il 20 di luglio invece ancora una produzione dell'associazione con La Vedova, ti racconto, La Vedova Allegra. Uno spettacolo che devo dire che ha avuto un grande successo, che abbiamo debuttato ad Aosta
in gennaio, se non ricordo male, ha avuto un grandissimo successo e quest'estate abbiamo pensato, seppur in recita unica, di riproporlo appunto al nostro amato pubblico triestino che adora comunque questo gioiello, perché lo è, che è appunto La Vedova Allegra, in forma di concerto scenico ma con costumi bellissimi, devo dire. Ecco, e per questo ringraziamo la fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, che con grande passione e senso di spirito proprio di collaborazione ci dà questi meravigliosi costumi che fanno parte del patrimonio così culturale, storico dei magazzini del nostro bellissimo teatro cittadino. Quindi 20 e 21 giugno Acqua Cheta, 16 luglio al Verdi Sogno di un Valzer, 20 luglio al Castello di San Giusto La Vedova Allegra e poi questa estate impegnativissima si concluderà. Tu sei sempre comunque coinvolto in qualsiasi infatti, spettacolo. Spero di resistere, sì, perché ormai faccio il cantante, faccio il regista, faccio un po' tutto, vendo anche i biglietti e vi aspetto ovviamente anche alla fine, come sempre, per coccolarvi e veramente, perché dico sempre, noi artisti senza di loro non avremmo veramente motivo di esistere senza di voi. Grazie. Tutti quanti. Per e quindi l'affetto. poi questo appuntamento finale, diciamo, 8, 10 e 11 di agosto. Benissimo, quindi, al Teatro Verdi. Quindi è davvero un programma... Contessa Maritza, che è un capolavoro di Kallman. Questo è proprio l'apoteosi della grande molto opera tradizionale, no? Tradizionale, grande operetta danubiana e in più questa grande operetta dove emerge proprio la passione in tutti i sensi del popolo zingaro-zigano. Infatti la contessa Maritza si svolge in questa bellissima terra d'Ungheria. Avremo un cast, devo dire, di grande rilievo, perché protagonisti nella coppia lirica appunto Maritza avremo Anna Petricevic, che è una bellissima e molto brava soprano di origine serba, affiancata da un tenore giovane, bello, con una vocalità straordinaria, Max Jota, italo-brasiliano. Forse il pubblico triestino lo ricorderà perché è stato di recente al Teatro Verdi ad interpretare Manon Lescaut di Puccini, ora sta cantando Turandot a Como, Manon Lescaut in Polonia, insomma è uno dei giovani tenori gettonati, quindi belle voci. Poi ancora io, Danes Ricos e poi tutto un parterre di artisti triestini, Ariella Reggio, Marzia Postogna, Gualtiero Giorgini, Maurizio Zacchigna, Julian Sgherla. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. È un'estate all'insegna della piccola lirica. Della piccola lirica, assolutamente non vogliamo con piccola sminuire il valore appunto di questa bellissima forma d'arte. Sono spettacoli molto impegnativi, no? Perché tu devi cantare, ballare, recitare. Diciamo che è un po' quello che era, se vogliamo, l'antesignano di quello che oggi è il musical per il pubblico più giovane. No? E c'è uno stretto legame tra le due forme d'arte. Assolutamente. Dicevamo, Andrea Binetti, sempre impegnato o sia come cantante sia come regista in qualche caso, o in tutti i casi? Ormai in tutti i casi, sì. Le operette sono tutte regie e produzioni mie, infatti sto lavorando già da tanti mesi. Insomma, grazie al vostro aiuto sopravviverò. Come stanno andando le prove del primo spettacolo? Bene, devo dire, perché ci divertiamo molto. Allora, devo dire che a differenza dei titoli cui siamo stati abituati come, diciamo, compagnia più o meno stabile qui di Trieste, questa ci mette un po' di più alla prova, intanto perché è più commedia, c'è tanta musica ma dobbiamo anche tanto recitare e per la prima volta dobbiamo recitare in vernacolo, perché ovviamente l'Acqua Cheta arriva dalla commedia omonima in vernacolo di Augusto Novelli, quindi noi recitiamo in toscano, ci perdonino un po' i toscani doc, ma insomma qualche accento fiorentino, la C, i cavalli, i chianti, la casa, no? Ecco, qualche cosa ci sta, ecco, qua e là. Non facile davvero come impegno, anche perché appunto non si rappresentava da tanto tempo, quindi rappresenta anche per qualcuno forse un inedito, no? Per molte persone si avranno sentito appunto il duetto di cavalli, perché è uno dei brani più famosi, però non so quanti l'abbiano veramente vista, insomma diciamo quelli che come me hanno
superato i 40, ecco. Forse qualcuno, dai, forse allora. Qualcuno, però forse io non qualcuno. L'ho vista, eppure ho superato i 40 già da un po'. Allora, i biglietti si trovano come sempre nei consueti alle circuiti? ticket, sì, solito, il Viva Ticket, il Ticket Point, la biglietteria ovviamente del Politeama Rossetti, e invece per gli spettacoli al Teatro Verdi sempre il circuito online e la biglietteria del Teatro Verdi. Ecco, quindi invece per lo spettacolo al Castello di San Giusto il tutto è inserito comunque all'interno di Trieste Estate, quindi certo, sì, questo grande contenitore che valorizza, sì, no, la nostra città. Poi il Teatro Verdi fa delle cose straordinarie, no? La Turandot, la nonna di Beethoven, Carmina Burana, veramente è un'estate incredibile, pazzesca anche dal punto di vista della fatica, dell'impegno economico. Veramente bisogna sperare che tutto vada bene e soprattutto che per gli spettacoli all'aperto il tempo ci venga in aiuto. Però sono spettacoli davvero per tutti i gusti. Per tutti i gusti e anche per tutte le tasche. E anche per tutte le tasche. Che non è una cosa da poco. Anche questo è da considerare, perché se comprendiamo anche magari grandi concerti che sono un pochino più onerosi, no? Per la struttura dello stadio, eccetera, insomma c'è un po' una scelta vasta. Qui si parla di spettacoli che si possono assistere, con tutto rispetto, anche per €1, ma dai €20, voglio dire, oggi in fondo una pizza, no? Più o meno, per cui insomma grazie, io veramente già in anticipo ringrazio Tele4 intanto per tutto quello che fate sempre, ringrazio il pubblico da casa, ma insomma lo sapete, ormai è un amore che abbiamo costruito assieme in 37 anni che io faccio questo mestiere, insomma siamo una famiglia, aiutiamoci perché credetemi non è facile, avere la volontà di andare avanti e noi vogliamo farlo, però gli impegni sono tanti sia in termini di fatica che anche economici, quindi speriamo veramente che il pubblico ci premi e venga già a vedere adesso l'Acqua Cheta. Assolutamente d'accordo con questa speranza che sposiamo anche noi di Tele4, grazie Andrea Benetti, buon lavoro per tutto quello che vi aspetta. Insomma, ricordo solo se posso ancora, ringrazio Rossana Poletti dell'associazione per tutto il gigantesco lavoro che facciamo assieme, ma lei è una macchina da guerra, guai se non l'avessi. Grazie mille Andrea Benetti e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4, nuovo caso di dengue a Trieste e nuova disinfestazione, questa volta nel rione di Chiarbola nella notte fra domenica e lunedì. Vediamo il servizio. Quinto caso di dengue a Trieste, dopo i 4 registrati negli ultimi 15 giorni. Quello emerso stamani riguarda una persona rientrata da Dubai a Trieste, ora ricoverata al reparto infettivi dell'ospedale Maggiore. Da qui l'immediato provvedimento diffuso dal comune. L'area interessata dalla disinfestazione, ecco la mappa specifica, riguarda una superficie di 500 metri quadrati in tutto, compresa fra i rioni di Servola, Valmaura e Chiarbola, con le strade che si immettono in via Capodistria. Un'area adiacente a quella di via Costalunga, già interessata dall'ultimo provvedimento per la coppia rientrata dalla Colombia con il virus. Gli altri casi erano stati quelli di una 13enne paraguaiana arrivata a Trieste con una crociera assieme ai genitori e di un uomo residente in via del Ronco rientrato da un viaggio ai Caraibi. Ricordiamo che la dengue è un virus molto simile a un'influenza che viene contratto dalle zanzare. Non è possibile il contagio fra esseri umani, ma si attua la disinfestazione per evitare il rischio che, qualora una zanzara avesse punto un malato, possa diffondere la malattia ad altri. I trattamenti di disinfestazione dalle zanzare saranno realizzati dalla ditta incaricata di concerto dal Comune di Trieste e Asugi e verranno effettuati nella notte fra domenica 9 giugno e lunedì 10 a partire dalle 4 del mattino circa. L'intervento larvicida per evitare lo sviluppo di nuovi insetti verrà eseguito invece successivamente e compatibilmente con le condizioni meteo. Verrà istituito il divieto di transito dalle 4 alle 6 del 10 giugno in via Isola d'Istria, Lussimpiccolo, Pisino, Orsera, Capodistria, Norma Cossetto, Pirano, Umago, via Cittanova d'Istria, Baiamonti, Silvola, Vicolo della Salvia, via Ercolano Salvi, Pinguente, Roncheto, Paolo Giacometti e via Claudio Pulcro.
Oggi e domani si vota per le europee, in alcuni comuni anche per l'elezione dei nuovi sindaci e consigli comunali. L'ufficio elettorale di Trieste è già a pieno regime per il rilascio delle tessere elettorali mancanti o i duplicati e per l'allestimento dei seggi. Via al voto alle 15 di oggi. Vediamo. Per tutta l'apertura delle votazioni, che lo ricordiamo per tutti, dalle ore 15 di questo pomeriggio fino alle 23 e domani domenica dalle ore 7 alle ore 23, gli uffici ininterrottamente rimarranno aperti per il rilascio dei duplicati o nuovi rilasci di tessere elettorali. La scorsa settimana abbiamo avuto già un buon numero di tessere elettorali rilasciate, oltre le 300, questa settimana, esclusa la giornata di oggi, già 1200, quindi vediamo come da una settimana all'altra l'incremento ci sia stato. Macchina a pieno regime all'ufficio elettorale del Comune di Trieste, aperto per tutta la durata delle votazioni dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani, dove è possibile ricevere una nuova tessera elettorale in caso di smarrimento, deterioramento e esaurimento degli spazi. E le giornate clou di vero e proprio superlavoro per il personale addetto sono proprio quelle dedicate al voto. Il personale è numeroso, gli sportelli sono tali da poter supportare adeguatamente tutte le richieste dei cittadini. Quindi anche per i ritardatari, insomma, è ancora possibile avere la tessera elettorale. Anzi, appunto, affrettatevi per coloro che appunto sono intenzionati almeno a fare la richiesta, visto che appunto c'è tempo fino alle 23 di domani. Ecco. Non aspettiamo però chiaramente l'ultimo momento, perché deve esserci anche poi il tempo di potersi recare in seggio, ecco, per poter votare. Tra le novità di quest'anno, oltre all'inedita votazione anche al sabato pomeriggio, c'è l'allestimento di un seggio speciale, il 400, destinato agli studenti fuori sede, collocato al piano terra del Palazzo di Passo Costanzi che ospita l'ufficio elettorale. Tanti studenti che risiedono qui a Trieste, quindi domiciliati qua a Trieste per motivi di studio, potranno per la prima volta, e ne abbiamo anche tanti perché circa 500 hanno presentato domanda secondo la normativa in tempo utile, potranno votare per la prima volta per i propri candidati, quindi della propria circoscrizione. In questa occasione è stato allestito, come prevede la norma, un seggio ad hoc. Già da oggi e anche dopo il termine delle votazioni alle 23 di domani, l'ufficio elettorale è in moto per gestire le operazioni di allestimento dei seggi con tutto l'esercito di presidenti e scrutatori e poi per lo scrutinio vero e proprio. E i seggi appunto elettorali dopo le 23 inizieranno immediatamente lo scrutinio che poi con tutto il materiale verrà consegnato al Palachiarbola, che è una struttura che è stata allestita appositamente per ricevere tutto il materiale dei seggi. Parte di quel materiale poi proseguirà per il Tribunale per le operazioni di determinazione poi dei risultati, quindi presso il Tribunale di Trieste e poi per la Corte d'Appello di Venezia. Siamo alla cronaca. Gli effetti dei controlli straordinari ai valichi di frontiera si sono tradotti in 9 arresti negli ultimi 15 giorni sul Carso triestino. In carcere sono finiti 5 latitanti e 4 passeur. Raffica di arresti della Polizia di Frontiera nel corso dei controlli alle frontiere con la Slovenia e l'effetto del personale dispiegato a seguito della sospensione del regime di Schengen insieme a una serie di servizi mirati. Il primo intervento è scattato nel pomeriggio del 29 maggio a Pese, quando su un autobus di linea partita da Zagabria e diretto a Napoli è stata rintracciata una latitante serba di 31 anni, nota con diversi alias, che doveva scontare una serie di pene per furti e rapine commessi in tutto il nord Italia per oltre 23 anni di carcere. Nella stessa giornata a San Servolo è stato invece fermato un passer turco che stava portando in Italia una famiglia di migranti, una donna, 3 giovani e un bambino di 3 anni. Il trafficante è finito in carcere. Nella rete di controlli sono finiti anche 2 stranieri con a carico decreti di espulsione e allontanamento dall'Italia, un georgiano di 33 anni e un albanese di 26, entrambi a bordo di un autobus ed entrambi fermati dalla polizia. Sconterà effettivamente la pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione anche il 36enne romeno fermato nelle prime ore del 26 maggio a Fernetti, destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale di Padova e diretto in Spagna, ha visto scattare le manette ai suoi polsi. Sempre a Fernetti è stata fermata il 28 maggio un'altra latitante per reati contro il patrimonio ricercata dalla Procura di Venezia. La 33enne di origine bosniaca viaggiava su un autobus diretto a Zagabria. Sulla sua testa pende un cumulo di pene superiore agli 8 anni di
di carcere. Nella rete della polizia di frontiera sono finiti poi altri 3 passer nei pressi di Fernetti, uno recidivo, moldavo di 34 anni, entrato in Italia il 31 maggio con già a suo carico un ordine di carcerazione di 6 anni e 6 mesi di reclusione. Altri 2, entrambi di nazionalità romena, sono stati fermati il 5 giugno mentre trasportavano nelle rispettive auto 4 migranti irregolari a testa. Il terzetto è finito al Coroneo. Si sposa, assume il cognome della moglie, ma viene scoperto e arrestato comunque dai carabinieri del comando di Duina Aurisina, che hanno intercettato un latitante albanese nei pressi del valico di Basovizza. Vediamo. Arrestato poco dopo il valico di Basovizza un pregiudicato albanese di 40 anni. Lo straniero era ricercato da 3 anni per un ordine di carcerazione di 1 anno e 8 mesi per il reato di evasione commesso in provincia di Novara nel 2014, ma per sfuggire ai controlli era tornato in patria, dove si era sposato e dove la legge consente al marito, attraverso il matrimonio, di assumere il cognome della moglie. Così ha fatto il pregiudicato, assumendo il cognome della donna sui documenti, in modo da rientrare nel nostro paese con una nuova identità di fatto pulita. Lo stratagemma però non ha funzionato di fronte ai carabinieri del comando di Duina Aurisina, che l'hanno fermato e accompagnato in caserma per i controlli del caso. L'identificazione lo ha tradito e ha permesso di ricostruire le vicende giudiziarie dell'uomo, che al termine delle operazioni è stato portato presso la casa circondariale di Trieste per saldare il suo debito con la giustizia. Domani sera allo Stadio Rocco di Trieste l'attesissimo concerto di Max Pezzali, attese 24.000 persone, in arrivo anche da Slovenia, Austria e Croazia. Vediamo. 24.000 biglietti già staccati per Max Pezzali allo Stadio Rocco di Trieste. Dopo giorni di prove per la band verrà il momento di fare sul serio. Apertura cancelli prevista alle 17:30 per 2 ore di musica che attraversa 3 generazioni di successi. Il piano sicurezza e viabilità previsto è quello già scattato in occasione di Ultimo, ma il servizio navetta sarà potenziato considerato un pubblico ancora più importante che arriverà a Trieste anche da Austria, Slovenia e Croazia. La biglietteria aprirà alle 16:30 di domenica, mentre alle 17:30 sarà possibile ritirare gli accrediti. Per accedere all'impianto sarà richiesto un documento di identità valido. Dalle 12 di domani e fino all'1 di notte sarà in vigore il divieto di transito in via Valmaura, da piazzale Valmaura via Palatucci fino alla grande viabilità, e in via Miani da via Flavia a piazzale Atleti Azzurri. Dalle 20 all'1 il divieto di transito scatterà anche in via Macelli, mentre dalle 22:30 a mezzanotte e 15 verrà chiusa via Flavia tra piazzale Cagni e piazzale Valmaura. Sempre dalle 22:30 a mezzanotte e 15 via Caboto e via Pigafetta saranno a senso unico. 3 i parcheggi di interscambio a disposizione del pubblico: il multipiano del Silos in piazza Libertà, quello dell'Eurospar di via dell'Istria e il park del Monte d'Oro Shopping Center di Aquilinia, con collegamenti a Rocco tramite navette della Trieste Trasporti a partire dalle 15:30. E ora ci colleghiamo proprio con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico, ma anche per capire quali sono le limitazioni al traffico in vista della giornata di domani. Lo facciamo al telefono con l'ispettore capo Luisa Mastracchio. Buongiorno. Buongiorno ispettore. Allora, c'è qualche problema, cercheremo di recuperare la linea, andiamo avanti nel frattempo parlando ancora di viabilità e di nuovi collegamenti per quanto riguarda gli autobus della Trieste Trasporti, perché scatta domani l'orario estivo degli autobus. Lo sentiremo fra poco perché sento pronta l'ispettore capo Luisa Mastracchio, c'è ancora qualche problema con il collegamento, lo vediamo più tardi. Allora, adesso il servizio invece sul entrata in vigore proprio domani dell'orario estivo degli autobus. Alla novità principale dell'autobus 20 Muggia-Barcola si aggiungono anche conferme e prolungamenti delle linee, in particolare per il mare. Vediamo. Adesso entra in vigore come sempre l'orario estivo, quindi naturalmente viene un po' rivoluzionato quello che è il trasporto pubblico, le linee scolastiche tradizionali vengono sospese, ma chiaramente viene aumentata la 36, potenziata evidentemente su Barcola, abbiamo già visto la 20 che poi aiuta a sostenere il flusso verso Barcola, e abbiamo la 9 che adesso arriverà fino all'Ausonia, che anche questa è una novità.
Non c'è solo la linea 20 allungata da Muggia a Barcola. Tra le novità dell'orario estivo degli autobus della Trieste Trasporti per il periodo che va da domani, domenica 9 giugno, all'8 settembre. C'è anche la linea 9 prolungata fino allo stabilimento Ausonia per le corse in partenza da Piazzale Gioberti e dirette verso Largo Irneri nella fascia oraria tra le 7:30 e le 19:30. Ma i collegamenti maggiormente potenziati sono proprio quelli col lungomare barcolano, con le 60 corse al giorno della linea 6 e il ripristino con la 36 dei collegamenti tra Via Giulia e il bivio di Miramare, con una cinquantina di partenze quotidiane da ciascun capolinea, le già citate 70 e più partenze della 20 allungata. I collegamenti con Barcola avranno una capacità quotidiana superiore ai 18.000 posti. Sospese le linee scolastiche 55, 56 e 57 fino al prossimo autunno. La 70 viene ripristinata di sabato e domenica fra la stazione di Visogliano e Sistiana Mare, con 21 partenze quotidiane da ciascun capolinea. Continua il servizio notturno nelle serate di venerdì e sabato, mentre è sospeso il mercoledì. E poi ricordo che naturalmente tutti gli orari e le novità sono tutte reperibili sul sito come sempre. Allora, ora ci colleghiamo nuovamente con la sala operativa della Polizia Locale, c'è l'ispettore capo Bastracchio, buongiorno. Sì, buongiorno, eccoci qua, salve. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Grazie di essere in collegamento con noi. Allora, ci sono delle novità, le chiedo subito qual è la situazione. Poi... Novità direi di no, nel senso che penso ne abbiate già parlato ampiamente voi per quanto riguarda la situazione, appunto, che l'evento clou di domani, che è il concerto presso lo stadio, che comporterà appunto dei divieti di sosta e dei divieti di transito nella zona limitrofe dello stadio, in particolare per quanto riguarda il transito parliamo dalle ore 12 di domani alle ore 1 del 10 del 6 in via Valmaura, tra Piazzale Valmaura e intersezione con la grande viabilità, poi in via Palatucci. E poi sempre dalle 12 fino alla 1 del 10, fino a cessata necessità, divieto di transito in via Miani, tra via Flavia e Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, e poi ancora l'ultimo divieto di transito dalle 12, sempre del 9 alle ore 1 del 10 del 6, divieto di accesso alla via Miani per tutti i veicoli provenienti da via Cesca, via Puschi e via San Pantaleone. Come avete già riferito, appunto, ci sarà un divieto di transito un senso unico di marcia per quanto riguarda la via Cabotto dalle 22:30 del 9 del 6, quindi dopo, per lo smaltimento, anche del pubblico al concerto. I divieti sono divieti di sosta, sono dalle 00 del 9 del 6 alle 8 del 10 in via Valmaura, tra Piazzale Valmaura e l'intersezione con la grande viabilità, in via Palatucci, Miani, poi il tratto compreso tra via Flavia, intersezione con Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, e anche il ratto della Pileria, questo ambo i lati, quindi attenzione a tutta questa serie di divieti. Poi ricordo ancora al di fuori di questo evento la chiusura dal 6 è sempre già iniziata, ma dalle 0 alle 24 della rampa di Fernetti in direzione di Venezia, della grande viabilità. Anche questo è importante. SS 202, che i veicoli verranno deviati sulla careggiata in direzione Trieste, con un'uscita deviazione a Trebicciano sulla SP 35 fino a Prosecco, dove poi potranno rientrare nel raccordo 13. Nota bene che però l'uscita a Trebicciano non sarà un'uscita obbligatoria, ma soltanto come deviazione per poi riprendere il raccordo in direzione Venezia, quindi solo per chi è diretto in quella direzione. Per chi è diretto verso Trieste non avrà modifiche di percorso. Questo per l'asfaltatura appunto delle varie rampe. E guardi, direi che può bastare. Oggi pomeriggio non sono previsti eventi particolari, sono delle manifestazioni, ma tutte all'interno o a San Giusto per dei cortili, insomma cose e alcune cose nella parrocchia di Via dei Mille, ma non
non interessano, diciamo, la careggiata, ecco. E altre cose non ne avrei e le restituirei la linea e ci risentiamo domani. Allora grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Anche lei. Grazie molte. Grazie. Noi andiamo ora allo sport, l'analisi della serie di finale fra Pallacanestro Trieste e Cantù, sin qui dominata dalla formazione di Jamion Christian. Abbiamo fatto il punto con il grande campione del passato e commentatore sportivo Alessandro De Paul. Sentiamo. Una squadra in missione, una macchina perfetta, ormai mancano gli aggettivi per la Pallacanestro Trieste formato playoff. 8 vittorie su 8, 6 in trasferta, 2-0 nella finale promozione contro Cantù, entrambe vittorie strappate in trasferta. Il commento della situazione di Sandro De Paul, campione europeo, pluriscudettato e anche ora commentatore sportivo. Una dimostrazione di forza, una squadra in missione, una squadra che in totale fiducia. Si vede da come stanno in campo, si vede dalla capacità che hanno di essere attivi tutti quanti in attacco. Reyes su tutti, chiaramente nell'ultima partita 32 punti, è una prestazione monster, ha fatto quello che ha voluto, e in difesa di essere consistenti e sempre pronti a chiudere linee di attacco avversarie, nonché la grande componente dei rimbalzi, hanno sempre vinto la lotta a rimbalzi. Quanto alla svolta di questa squadra dagli alti e bassi del campionato ai playoff, è una macchina quasi perfetta, ha cambiato totalmente, c'è stato sicuramente, come ha confermato anche Cantussi dopo la partita dell'altro giorno di gara 2, un confronto tra di loro dove si sono messe in tavola le carte e ognuno ha deciso e ha dovuto fare un passo in più. Credo che ci sia una maggiore conoscenza da parte del staff tecnico del campionato, ma anche dei propri giocatori, e questo aiuta tantissimo. Fammi dire che la grande però qualità di questa squadra è nella società. La società ha tenuto duro, è rimasta fedele ai suoi obiettivi di inizio campionato, è rimasta fedele alle sue idee, non cosa molto facile da trovare oggi come oggi, anche nelle difficoltà, e di questo va dato grande merito sicuramente ad Arcieri. Ora occhi puntati tutti sulla gara 3, quella che potrebbe essere già decisiva, il primo match point promozione, lunedì sera al Pala Trieste. Aspetto chiaramente una squadra che comincia la partita con grande grinta, con grande voglia di aggredire la gara. Non sarà facile perché Cantù è una squadra vera, una squadra che ha tutto, come abbiamo già avuto modo di dire, ha alcune pause, alcune fragilità mentali sicuramente che abbiamo visto. Tante volte, come nella partita che abbiamo commentato ieri, Trapani a Bologna, l'ultimo gradino, l'ultimo passettino, quello che ti permette di agguantare un trofeo, può risultare il più difficile, proprio per la pesantezza che può avere il pallone in alcuni momenti e per la qualità e la quantità della posta in palio. E credo che Trieste però, con la fiducia che ha accumulato in queste partite, abbia tutte le carte in regola per poterlo fare. È tutto per questa edizione, ci rivediamo questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.